Yo! Due volte? Nah. What? Kane o GS. Allora, oggi nuovo episodio di Veneto a Tokyo. Oggi auto un po' diversa. Ho l'auto di Takumi, la A86 di Initial D. Questa A86 di Takumi è basata sulla versione della quarta stagione di Initial D, Fourth Stage. Alla cabina, alla roll cage dentro anche. Un altro dettaglio figo sono i fanali a scomparsa, i pop-up headlights. Guardate ragazzi. Boom, boy. E come driving, come pilota c'è anche Takumi. Guardate qua, Takumi, Nase. Sì, le interior sono tutte fatte bene, basate sull'anime della quarta stagione. Se notate c'è anche il bicchiere di Takumi, quello dove mette l'acqua per consegnare il tofu, per mantenere l'equilibrio. E un easter egg è che l'acqua dentro quel bicchiere si muove anche in assetto corsa. Man, what the fuck? Come sempre guidiamo, vediamo come va. Quest'auto non è la più potente, ha 246 cavalli mi sembra. È rumorosissima. Comunque a me piace guidare anche le auto che non hanno troppi cavalli, sai, che non hanno 800-1000 cavalli, perché sì, boh, non so, si guidano in modo diverso. Comunque sì, ho altre auto di Initial D, ho quella di Takumi, quelle di Iketani, ho quella di Ryosuke, ho quella di Keisuke, ho quella di Rin Hojo, Shinigami GTR, ho quella di Godfoot, Soria, la R34. Sì, comunque quella cosa del bicchiere di Takumi che si muove l'acqua anche in assetto corsa è fantastica. Sì, se vedete nel bicchiere l'acqua si muove con le forze G laterali, o quando freno vedete la fisica dell'acqua. Ah? Ma ok, c'è la fisica anche nell'acqua del bicchiere di Takumi in assetto corsa. Bro, what the fuck? Adesso freno, vediamo cosa fa il bicchiere. Crazy. Stiamo un po', dai, in prima persona. Sì, come dicevo, è bello guidare anche auto che non hanno tantissimi cavalli, perché io ora posso anche spingere sull'acceleratore tranquillo senza andare subito a 250-300 orari. One rev matching. Quindi sì, magari per i prossimi video guiderò anche auto magari senza troppi cavalli, 300 cavalli, 250, così, perché sono chill da guidare. Cambio manuale, pochi cavalli, puoi spingere sull'acceleratore senza andare subito a 300 orari e ci sta. Sì, questa A86 però non ha l'ABS, col freno devo stare attento a modularlo per non bloccare i freni. Type C. Dai, finora guida chill, dai, a parte l'auto là verde che era ribaltata, non so perché. Andiamo un po' in POV. Andiamo un po' in POV. Intanto ho messo il tramonto, come vedete, tramonto bellissimo. 170. Sì, comunque io con le mod di Initial D delle auto, a parte le mappe, ho anche quelle di Akina Downhill, ma sono pessimo, quindi c'è Kano G in Downhill ad Akina, caos. Però sì, la cosa che mi piace delle mod di Initial D è che ci sono le versioni diverse. Per esempio c'è la mod della A86 versione First Stage, prima stagione, pare che è quella basica tutta bianca. C'è quella della seconda stagione che ha un po' più di upgrade, quella della quarta stagione che ha il tetto in carbonio, come vedete, e lo stesso con quella di Keisuke. Se vedete l'auto, la FT gialla di Keisuke nella prima stagione e nella quinta stagione, cambia proprio. E sì, quindi ogni stage delle mod è come negli anime, perfetto, cioè ci sta. POV, sei Takumi che consegna il tofu fuori Tokyo, che Takumi espande il business del tofu. Adesso oltre a Gunma va anche fuori, fa spedizioni. Business is booming for Fujiwara Tofu Shop. Type C. Semi salvata.
Io ora sto guidando senza damage, perché col damage praticamente si spaccherebbe tutto ogni 3 secondi, sarebbe inguidabile, quindi per adesso. Allora qua. Guardate qua, Takumi. Allora vi metto nel POV sei Itsuki che è passeggero di Takumi. Sì, c'è un episodio di Initial D che mi fa morire, è quella dove Itsuki sale con Takumi e vanno in downhill. E poi sì, Itsuki urla, fa Takumi, Takumi, Takumi. Comunque sì, posso guidare, magari farò anche la FD di Keisuke o la FC. Comunque io non mi considero un weeb, cioè non guardo molti anime, però quando ne guardo uno, cioè veramente mi rimane. Gli anime completi che ho visto in vita mia, che ho 22 anni, li conto sulle dita di una mano. Anime serie che ho finito, penso Initial D, One Punch Man, cioè non guardo molti anime, ma Initial D è il motivo per cui ho il volante, ho la pedaliera e ho cominciato ad interessarmi alle auto. Che poi io mi sono avvicinato ad Initial D grazie all'Eurobeat. Ascoltavo sempre Nightcore. Un giorno con i meme ho visto le solite canzoni Eurobeat, Deja Vu, I've just been in this place before, quelle robe là, o Night of Fire, e ho cercato Eurobeat, vedevo sempre reference a Initial D, quindi sapevo che era un anime, e niente, un giorno ho messo Eurobeat Mix e c'erano delle canzoni di Initial D bellissime. Da lì, da quel giorno, mi sono fissato con l'Eurobeat. Se vedete sul mio cellulare avrò 60 canzoni scaricate di Eurobeat, veramente, anche fuori da Initial D, anche Eurobeat della compilation Super Eurobeat, cioè penso che ho più Eurobeat fuori dalla serie che la serie. Quindi sì, Initial D è il motivo per cui mi sono appassionato alle auto. Ok, guardate che bel vibe, ragazzi, tramonto, auto 200 cavalli easy. Che vibe, cosa puoi chiedere di più? Il VR, col VR e magari con un bus shaker sarebbe fighissimo provarlo. Magari no adesso perché costa, però magari dai. Anzi no, magari un giorno vi porterò via col Buzz Shaker. Comunque dai, questo episodio, cioè, sta andando abbastanza chill. Penso che è perché ho un'auto che non è super potente da 1000 cavalli, quindi è un po' più stabile. Visto che non posso spingerla troppo, sento che è più stabile. Ok. Pochi incidenti. Abbiamo parlato di Initial D, del motivo per cui mi piacciono le macchine, sono contento, dai. A me piace parlare. Ripeto, questi video qua non sono programmati, cioè io parlo e basta. Cioè io vado su OBS, avvia recording e parlo di quello che mi viene in mente e niente, chill. La visuale del tetto is crazy. Abbaglianti, no, spegniamo gli abbaglianti meglio. Sì, comunque Initial D nel cuore, ragazzi. Comunque sì, fatemi pure sapere nei commenti se volete vedere magari anche auto un po' meno potenti, tipo così. Cioè se volete episodi più chill così, guida serale, auto tranquilla, senza 1800 cavalli. L'ho salvata, quella ero io, l'ho salvata. Sì, auto chill come Toyota GT86, sapete, Silvia S15, tutte auto tra i 200 e i 300 cavalli, easy da guidare. Allora, qua siamo nella sezione del rettilineo. Io appena trovo un posto per accostare accosto. Abbiamo fatto un bel giro della mappa comunque, sinceramente. Che poi questa strada, se vado sempre dritto, è quella che porta ai pit. Ok, là c'era un posto, abbiamo mancato. Penso che appena usciamo dal tunnel troviamo un bel posto. Ok, trovato il posto per accostare. Mettiamo neutrale. 4 frecce. Boom. Togliamo la cintura. Boom, boh. E niente, sì, questo era un altro episodio di Veneto a Tokyo. Oggi Toyota AE86 di Takumi. Volevo un po' cambiare un'auto più lenta. Mi sono divertito perché guidare con auto lente è un vibe diverso. Cioè, lente rispetto ai mostri che ho. E sì, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, seguitemi sui social. Vi lascio il link dei social in the description e anche qua se volete vedere qua, aspetta. Iscrivetevi se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, tutte quelle cose di YouTube, notifica, la notification per non perdervi i video e commentate, scrivete che auto volete vedere. Taiji Kane out e play the outro now as always, bitch ass nigga.